Per noi il problema è sempre e comunque la chiusura della strada, e non è tanto il fuoco, che è un evento che può naturalmente capitare e ha gli effetti di chiusura che sono comprensibili. Quello che a noi però preoccupa e disturba molto è la circostanza che dal fuoco poi, una volta spento, deriveranno tutta una serie di conseguenze che sono poi la causa della chiusura, cioè il rotolamento di sassi, massi, la fragilità dei fronti, e di conseguenza noi rimarremo fino a lunedì probabilmente con la strada chiusa per pericoli naturalmente alla viabilità, e questo ci porta di nuovo a insistere sul tema legato agli interventi che sono necessari. Iniziamo perlomeno a parlare di qualche opera, di qualche intervento, perché finché si parla di 100 milioni parliamo di favole. Io non vedrò mai 100 milioni sul 251. Posso augurarmi di vedere però nel breve periodo qualche intervento che vada perlomeno a dare qualche risposta, perché i miei cittadini non ne possono più.